Arrivati a Como abbiamo pranzato. Abbiamo fatto una passeggiata lungo il lungolago di Como e poi siamo andati verso il centro di Como. Piazzette di Como. Questo è il Duomo di Como visto dall'esterno. Un soffitto molto particolare. Questo è l'arco che indica la fine della città. Adesso si cena. Colazione della domenica. Alba vista dalla sala colazione. L'esterno dell'albergo.
Il trenino del Bernina. Siamo saliti in direzione St. Moritz. Bucanevi, foto fatta dal finestrino del treno, è molto lento. Piccola stazione. Iniziano i paesaggi innevati. La nostra era una penultima carrozza, così sono riuscita a riprendere l'inizio del treno in una curva. Arrivati a St. Moritz facciamo un giro in autobus. Sport che dal mare arriva anche sulla neve. Pranzo di Pasqua a mezzogiorno. Per le vie di St. Moritz. Riprendiamo l'autobus che ci riporta a Como, passando per il passo della Bernina.
Tirano, l'esterno del santuario della Madonna. Cena. Lago di Como. Prendiamo il battello, direzione la Villa Carlotta. Villa Carlotta vista appena scesi dal battello. Ci immergiamo nei giardini di Villa Carlotta. Ok. Oh. Piegato poi il fiore con tutte le... Sì, sì, guarda poi. Ja, siehst du. Questo che poi il giardino continua
C'è anche una parte retrostante dove c'è appunto anche il bosco dei bambù e quant'altro. Qua abbiamo avuto comunque una panoramica di quello che è una buona parte del giardino. Interni della Villa Carlotta. Dipinto dedicato a Romeo e Giulietta. Bellaggio vista dalla Villa Carlotta. Arrivo a Bellaggio.
punto comunque siamo arrivati alla punta. Cioè Questa è la punta di Bellaggio, dove si vede il lago di Como. In questo momento io sto guardando la parte Pranzo a Bellaggio.